Archiviato il campionato con la fine del girone d'andata del sesto posto in classifica per la Cicatena e tempo di ottavi di finale di Coppa Italia. Avversario è il Priolo, squadra in grande forma, reduce da 5 vittorie consecutive, condire da 9 gol fatti, nessuno subito e secondo posto in graduatoria in coabitazione col Megara. Il match di campionato tra le due squadre ha visto prevalere la squadra di Porchia per 2-0, ma tanta acqua è passata sotto i ponti da quel 21 settembre. Mister Manca conferma 10 undicesimi dei titolari che hanno stravinto in casa del Santa Croce, con l'unica eccezione del febbricitante Ranno in panchina. Al suo posto gioca il rientrante Dennis Sciuto. Primissime battute del match, rimessa lunga di Furnari, verso De Emanuele, fermato da Russo. Russo lo scarico su Giardina, Giardina non trova spazio e torna indietro. Verso il centrocampo, sbaglia il retropassaggio, ne approfitta Carbonaro. Carbonaro vola verso l'area di rigore. Carbonaro, il destro sul primo palo. Nino Carbonaro, dopo soli 3 minuti. La Cicatena è già in vantaggio col primo gol in maglia biancorossa del suo bomber in Coppa Italia. Subito il gol a freddo, il Priolo prova subito a reagire, batte rapidamente un piazzato Puzzo, verso la Mesa, poi Ferla, la conclusione, di poco al lato. Romano mette in moto con le mani Calì sulla destra. Calì vede Basile, bella palla di prima di Basile che libera Sciuto nel cerchio di centrocampo. Sciuto sventaglia a sinistra dove c'è De Emanuele, grande stop col petto, poi la sterzata. De Emanuele alla conclusione, respinge Costa. Dalla bandierina va lo stesso De Emanuele. Sul secondo palo, verso Giacone, alto sopra la traversa. 33esimo, la Mesa riceve da Puzzo. Poi scodella dentro l'area di rigore a cercare Castrogiovanni, lo anticipa Longo di testa. Cavallo arriva prima di Furnari. Cavallo sempre sulla destra, cerca il guizzo, il traversone, testa di Calì. Alimenta l'azione Puzzo. Puzzo la rimette al centro, verso Ferla. A contrasto con Basile che respinge col braccio e calcio di rigore per il Priolo. Rigore per il Priolo. Dal dischetto va Greco che spiazza Romano e riporta il punteggio in parità e 1-1 tra Cicatena e Priolo. Buon momento per il Priolo, Giardina prolunga verso Ferla. Ferla prova a scavalcare Longo e accelera. Lo ferma Giacone che però scivola, ancora Ferla il diagonale, fa la barba al palo. Greco per Puzzo pressato da Solimene, costretto ad andare indietro, sbaglia Puzzo, esce Genovese, contrasto con Carbonaro, fischio dell'arbitro ma è fallo di Carbonaro per il direttore di gara, contrasto Genovese-Carbonaro, fallo del numero 7 e cartellino giallo anche per Carbonaro. Ultime battute del primo tempo, rinvio lungo di Romano, a cercare De Emanuele, testa di Russo, poi lotta tra Sciuto e la Mesa, la vince Sciuto, De Emanuele in profondità per Carbonaro il sinistro, Nino Carbonaro, micidiale, implacabile, la doppietta è servita, la Cicatena è di nuovo in vantaggio. E la ripresa il Priolo si butta subito alla caccia del pari, Puzzo, fermato da Calì, ancora Puzzo, scarico sulla Mesa, la Mesa per Ferla il tacco, bene per Greco, grande parata di Romano. Rispondono subito dall'altra parte i catenoti, corner di De Emanuele, la palla passa sul secondo palo dove c'è Calì al volo, super parata di Genovese che con un grande riflesso riesce ad evitare il 3-1. Punizione nel cerchio di centrocampo per i biancorossi, la batte Giacone, nella zona di De Emanuele, la sponda di De Emanuele per Carbonaro col petto, Carbonaro incrocia col sinistro, blocca a terra Genovese. Minuto 65, la Mesa, braccato da Sciuto e Solimene che gli portano via il pallone, poi Strano alimenta l'azione e serve Solimene allarga su De Emanuele va l'1 contro 1, prova il tiro a giro, fuori bersaglio. Strano si desseggia bene, poi con la punta va da Basile, Giacone, riparte la Cicatena dalle retrovie, lancio lungo di Giacone, stavolta è fuori misura, sbaglia Carastro lo stop, ne approfitta Carbonaro in aria, Carbonaro la conclusione, stavolta non c'entra la porta. È tempo di sostituzioni per Mister Manca, fuori Arturo Strano, dentro Ranno e fuori Solimene, dentro Patanè. Assalto finale degli ospiti, Pandolfo riceve sulla destra, alza la testa, il cross sul secondo palo, Magnano la sponda, Greco il tiro, respinge Romano e poi Basile anticipa Ferla. 2 minuti alla fine, Ferla controlla male, poi Longo, Ranno prova a ripartire la Cicatena, Ferla ferma tutto, recupera la sfera, accelera ancora le ultime energie, scarico su Magnano la conclusione, Romano gli dice di no. Ultima chance per la squadra di Porchia, dalla bandierina va Pandolfo, mischia in aria, Greco sotto porta, ancora Romano che tiene il punteggio sul 2-1. Una vittoria preziosissima per la Cicatena che batte di misura un grande avversario e si mette in una buona posizione per conquistare la qualificazione al prossimo turno. La prestazione è stata ottima, il gruppo è sempre più coeso.
e l'identità di squadra sembra sempre più visibile. Ci vorrà un'altra partita fatta di attenzione, concentrazione e sacrificio per superare lo scoglio del ritorno in casa del Priolo di sabato prossimo, con la possibilità di giocare con 2 risultati su 3 e chiudere così nel migliore dei modi il 2024.